Amici, siccome lo spazio non è mai troppo, oggi sono appena andata a comprare l'hard disk nuovo perché ho, ho il computer pieno e quindi devo fare tutti i video nuovi e non ho lo spazio dove mettere i file per poterci lavorare. Pensa a te. Se ti muovi così, muovi anche il telefono in alto. Oh, porca vacca, allora sto ferma. Dai, aiutami a montare sto boia così poi inizio a lavorare sui video che vedrete, spero, se tutto va bene, prossimamente. Mm. Allora, questo è l'hard disk, giusto? NVM, dai. NVMe. MI, M2. Non ne so un cazzo. Da 256 giga perché mi servirà solo per caricarci i file da lavorare direttamente sul computer per montare i video, quindi non mi serviva uno spazio di archiviazione vero e proprio, non mi serve giusto per Ci copi i spostare. file, ci lavori da di là e poi li sposti Esatto, sul server. perché poi verranno archiviati nel server, ma che è un po' vecchiotto, quindi un po' lento, cioè ci mette una vita. E allora abbiamo pensato a No, questa soluzione. No, sto vedi. dicendo una cagata. Il server non è lento, è Mm, che non ho voglia di aggiornarlo e quindi la rete non va bene con Final Cut. ecco, Perché la rete è in Samba 1. perché... Amore. Guarda, potremmo Mm. fare alla Marco Valleggi. Cacciavite di merda! Lancialo. Bravo. Ma sì, ma questo del plasticone si rompe se lo Vabbè. lanci. Ok, e questa è la custodia dell'hard disk, giusto? Box esterno. Box esterno. Ah, è Sì, piccolo! Ma che carino! c'è anche questo. Adesso Cos'è? dobbiamo vedere come... Ok, adesso studiamo un attimo e poi Aspetta che leggo riprendiamo. perché io non li ho mai montati. Penso che bisognerà aprirlo con questo cacciavite di merda, giusto? Ehi! Di cacca, giusto? Sì, Faccio io? sì, Aspetta che non so da che per parte devo favore. girarlo. Di qua. Oh, quanto sono brava. Sì, però cioè, orario antiorario, almeno quello. Zitto. Ecco, ecco. Oh, Adesso aperto. prendi l'hard disk. Prendo l'hard disk. Bravissimo a non toccare Madonna, che rumore. la plastica. Siamo sicuri che non si è e c'ho pure si sbrega tu. Ah, ce l'ho fatta. Adesso chiudo? No, questa qui è la sua vitina del Ah. coso. Tu ci devi mettere questa qua più larga, qui in fondo. Allora, tolte tutte le vitine, attacchiamo questa. Tac. E tac. Tiralo giù e ci metti la vitina. Questa qua che è uguale, prendila Mm. su, vedi che Questa? girala di qua, Mm. vedi che c'ha una scanalatura, devi No. inserirci qua. Mm. C'ha tipo due rondelle Aia, fisse, devi inserirci l'hard disk là dentro. non ho capito un cazzo. Ma non è questo l'hard disk. La basetta PCB dell'hard disk Mm. devi inserirla qua dentro e poi Ah, avviti, vabbè. perché sta giù. No, devi metterci questo sotto. Cos'è sta roba Di adesso? adesivo per evitare che se te lo porti in giro Mm. sbatocchi Ma dove devo dappertutto. metterlo? Ah, Ah, questa è la parte esterna, sulla parte interna. dove capita? Centrato, possibilmente. Così? Va bene? Sì, un po' più indietro. Cosa vuol dire indietro? Indietro di là, ancora un pelo. Ok, Devo togliere anche un'altra pellicola? in teoria sì. E adesso lo attacco, giusto? Adesso lo chiudi. Mm. Ah, grazie. Prego. Fatto! Giusto? Boh, l'ho chiuso bene. Sì. Boh, adesso vediamo Adesso come va passiamo formattato. al PC, giusto? Sì, però prima diamo un occhio come va formattato Ok. E per allora Mac. passiamo di là al Mac. Accendiamo il computer? Accendiamolo. Magari anche i monitor? Monitor di cacchina Monitor di e caccone. monitor di caccone. No, in realtà questo monitor è buono. C'è solo i colori un po' sfasati. È una bella cosa di polvere qua, vabbè. Scusa, puoi registrare, cioè, tieni un attimo che devo scrivere la password. Allora, attacco. Cos'è stato? Ma guarda che carino così piccolo. C'è anche la lucina di qua, hai visto? No. Ah, c'è la luce. Si No, vede la lucina? no, devi venire un po' più in qua. Ecco la lucina a posto, poi Ok, metterlo giù. bene.
Allora, il disco non può essere letto. Inizializza. Oh, oh, oh. Fine. Fine, giustamente. Chiudi. Chiudo. C'era. Non lo vedo. Eccolo! In mezzo a tutti i miei casini. Ta-ta! Quindi io adesso devo spostare dei file, però se io li sposto adesso, voi vedete di che cosa si tratta, di cosa tratterà Allora, il prossimo video, quindi va bene. non posso... Fai vedere chi è che sta parlando, eh? Così intanto sposto. Eccoli qua. Allora, il video che abbiamo appena fatto sull'hard disk è venuto un po' troppo lungo rispetto a quello per cui era stato pensato, cioè uno short, un reel. E allora a questo punto ho deciso, cioè abbiamo deciso col maritone, di aggiungere anche Qualcos'altro. un'altra parte, un qualcos'altro. È tutto in verticale proprio perché appunto doveva nascere come, cioè era nato come reel o come stories, ma è venuto troppo lungo. E allora adesso io passerò la parola al maritone che vi fa vedere, vi fa conoscere il server lento. Non è lento. Si arrabbia subito. Certo. Dunque, nel casino di quello che è il mio studio, perché questo è il mio studio dove io lavoro, dove mi occupo anche della parte di grafica del mio lavoro, e qua sotto c'è il server che qualcuno di voi ricorderà quando quest'inverno, invece di fare le vacanze di Natale, abbiamo svuotato tutto e rifatto tutti i mobili. E questo poverino è andato a finire in camera da letto sepolto da altre mille cose e adesso ha preso il suo posto Col case nuovo. col case nuovo Che che, comunque non che ho sarebbe un che ti ho regalato io per Sì. Natale. Comunque non sarebbe un server. Mm. Sarebbe un NAS. Ascolta, con tutta la carta del mio lavoro dietro, Dai, accendilo, fai allora vedere. io l'accendo da di qua, ma poi non so neanche, sta a toccarmi il culo. Allora, qua c'è il tasto, aspetta. Pare le giostre e gli zingari. Sì, Dai, l'apriamo, dai. Facciamo vedere. ma che si sta ancora caricando, sì? Sì, sì. Si è spenta la luce, è normale? Sì. Mm. Da qua si capisce quanto ne so io. Eccolo qua. Ah, io ti so dire che hai i cavi rossi e gialli e gli slot verdi, basta, non ti so dire altro. Non sai dire altro. No, no, Va bene. Non sai dire niente altro. no. Quindi che distribuzione c'è? Ma che cavolo ne so io? Open Media Vault. Ah, ecco. Base Linux. Ascolta, Vabbè. eh, Fai vedere che ma fai vedere, ci sono 6 hard disk, dove sei? normalissimo NAS, Dove sei gli hard disk? Ah, eccoli là, dentro qua. eccoli qua. Questi Aspetta, sono gli mettiamo hard un po' di disk. luce. No, ma si vede. Un botto dei cavi, qualche scheda, un alimentatore, una tastiera. Eh beh sì, solo la tastiera, poverina. Ecco, si vede meglio. Qui sopra c'è l'altro sistema operativo che non ho ancora sistemato in quell'hard disk Questo? là, sì, Ah, ok. che non funziona bene, E, configurarlo. e basta. Devi far vedere altro. Eh sì, che è raffreddato liquido. Sopra qua Ah, non lo c'è il vedo. radiatore. Ah, radiatore. Questo è il radiatore con Ok. i tubi. Non so, io... Boh, per me è arabo sta roba. Però sei tutto spettinato, io te lo Sì? dico, eh. A posto meglio? Ecco, Eccolo qua, guarda. ecco, sì. Metti qua, naturalmente è un vecchio computer. Aspetta che sto zoomando. Ecco, sì. È un vecchio computer Mm, collegato in rete, mm, un dual core, mhm, dovrebbe avere, non mi ricordo più, 4 giga di RAM, se non mi ricordo. mm. Sì, 4 giga di RAM e qualche hard disk. Ta-ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 5, 6, 7 terabyte quasi. Mm. 6 e mezzo to perché questo qui, che è grande per niente, c'è il sistema operativo. Ah. Ok, dopo da qualsiasi computer tu hai Aspetta che tutte metto le a tue fuoco. cartelle, tipo Aspetta che non... Ok. disco online, Sì, attento che scambia file. ci sono foto, robe varie, ecco che magari non è il caso di far vedere, no, che siano robe, ma sono foto e video per clienti, insomma, e magari non gradiscono. Tutto qua.
ad esempio qua c'hai la cartella musica Ecco. che è collegata Mm. con Lo stereo in soggiorno. lo streamer di Lo rete. streamer di, lo streamer di rete che abbiamo in soggiorno, magari una volta facciamo vedere anche quello. Lo Possiamo, streamer possiamo aggiungere anche quello nel video. in O fare un questo? altro video così facciamo vedere. Sì, bisogna aprire lo Oh, aspetta streamer. che sei mega zoomato. Bisogna aprire il case Eh, dello streamer. Sì, si eh, può far vedere. così. Sì, quelle volte che non vuoi usare con Spotify, Sì, eccetera, c'è la tua cartella musica che è esatto, condivisa in rete e l'ascolti di là esatto. con l'amplificatore. Eh, Vabbè, ecco, facciamo vedere quello. adesso Puoi vedere anche quello? va bene, facciamo vedere anche quello. Va bene. Basta che ci sia soggiorno in ordine, non mi ricordo più. No, vabbè, messo. Andiamo a vedere. Allora, qui in soggiorno c'è il nostro impianto stereo, composto giusto da varie parti, tra cui questa piastra delle cassette, che è veramente super vintage questa. Quanti anni ha? Un botto. Anni Oh, aspetta, 70. che mi si è girato tutto. Anni 70, credo. Ecco, e funziona da Dio. Insomma, da Dio l'abbiamo dovuto far riparare, però Ho cambiato le cinghie e un eh, paio di ingranaggi che si erano spaccati. adesso va Però benissimo. funziona. Abbiamo il lettore, sì, il lettore, il Giradischi. giradischi con la cover di Beavis and Butthead e da qualche parte c'è anche quella di Daria. Ma c'è anche quella di Daria da Sì, qualche è qua. parte. L'abbiamo comprata a una fiera. Eccola là. Quella di Daria. Chissà Mitica. chi di voi si li ricorda, Beavis and Butthead and Daria. Allora, intanto lo Ecco. accendiamo, Mm. perché sennò ci mette 3000 ore, povera bestia. Che questo l'hai costruito te poi? Sì, dentro qua c'è un Raspberry Mm. vecchio, 3B ormai, credo. Sì, è un 3. E c'è una distribuzione sempre in base Linux che si chiama Mod Audio, che è gratuita. Mm. Sì, è una pagina web che si collega allo streamer e selezioni la musica e basta. Che la Ok, musica è di là sul server. ok. Eccolo qua. E questo qui è il raspi? Il Questo qua è raspino? il Raspberry con il cavo di rete che da dietro c'è un adattatore, sono quelli della TP-Link Mm? che entra in una presa normale da 220 volt, trasferisce tramite i cavi in rame fino al router, il router in wifi, no, il router va al server Mm. e basta, c'è l'adattatore qua di per l'alimentatore. C'era anche la scheda audio, ma tu mi hai bellamente fregato per fare per attaccare il microfono e basta. C'è solo un tastino che ho preso a parte per accenderlo. Vediamo un amplificatore Cosa hai detto di sbagliato prima? che non è mod audio Posso perché far ne vedere avevo il messo un telefono? altro, sì, ma è volumio. Questa visuale, chi mi segue su Instagram l'ha vista 1000 volte. Oh, ho sbagliato. Ecco, ecco, ha sbagliato, ha sbagliato. Facciamo vedere qua. Ah, sotto qua, eccolo qua. Allora io adesso da di qua vado nella mia libreria. È il divano. Siamo appoggiati alla mensola dietro. È andato indietro troppo il divano. NAS, disco online, ok, vediamo qua. Sì, pochi secondi, mi raccomando, eh. Beh, qua non si vede niente, ovviamente, se non il volume. No, aspetta, dov'è replay? Riproduci. E basta, questo è chiaramente un video improvvisato, nato così, infatti Alla penny di Segugio. qui sono anche in pigiama, devi starmi un po' più in qua perché è in verticale, non ci Che stiamo tutte e due. rompicoglioni che sei, È Cristo. 20 anni che ce l'ho qua, madonna, che rompiballe. Bene, è andato via, fa l'offeso. Bene, dai, da questo video improvvisato è tutto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Patreon, così supportate me che ho a che fare con sto rompiballe ogni giorno. E, lasciate un like, commenti, domande se ne avete, smettete di fare l'ebete e basta, alla prossima. Ciao. Mi hai fatto le corna? No.